Che siano diventate patrimonio UNESCO costituisce il più logico e legittimo riconoscimento per un bene di inestimabile valore dal punto di vista storico-naturalistico. Stiamo parlando delle Dolomiti, questo spettacolo unico al mondo nelle sue incantevoli sfumature cromatiche, capace di esprimersi in una luce cangiante all'alba per infuocarsi letteralmente al tramonto. Un contesto aperto a tutte le stagioni, in primavera ed estate, affascinante da percorrere a piedi lungo centinaia di sentieri, oppure a cavallo o in sella ad una mountain bike attraverso boschi, torrenti, laghi e cascate, dove l'acqua conserva il suo aspetto cristallino ed incontaminato dalla condizione invece in cui inquinamento e scarichi più o meno legittimi riducono ormai gran parte dei corsi d'acqua di valle. In inverno assolutamente uniche nel candore delle loro decine di chilometri di piste le Dolomiti, dalle Tofane alla Marmolada, dall'Agordino alla Val di Zoldo, nella cornice di uno scenario naturale conosciuto in tutto il mondo, dove natura, sport, relax e mondanità si incontrano e convivono nella piacevole dimensione di una montagna tanto cara al Veneto e al nord-est, quanto proiettata geograficamente verso il centro Europa. Un territorio tanto prezioso è gestito dai consorzi di promozione turistica. Tutti gli indirizzi al sito www.belledolomiti.it, consorzi che a loro volta, come tanti altri enti dell'area, risorse ed associazioni, vengono riunite e coordinate dal Consorzio Dolomiti, che costituisce quella realtà capace di radunare le forze e offrire un ampio respiro all'offerta complessiva, che non riguarda soltanto la montagna e le sue prerogative più tipiche, ma pure l'aspetto enogastronomico, nonché le attività artigianali, come la musica ed i costumi, avvolti nel fascino di un territorio dall'identità talvolta complessa, come ogni terra di confine che si rispetti. Un fiore all'occhiello del Veneto condiviso con il Trentino Alto Adige, i cui petali sono tenui foglie da curare e far risplendere nel loro delicato incanto.